Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita ieri a Niscemi, è stata una visita in attesa che ha portato un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dai gravi movimenti franosi che a gennaio hanno costretto allo sgombero oltre 1500 persone lungo la zona rossa. È stata una visita lampo, improvvisa, quella di Mattarella, ma dal valore altamente simbolico. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi il Presidente è stato accolto dal lungo e caloroso applauso dei cittadini presenti. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero, si è recato nella piazza del paese, accanto al municipio, con il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il Sindaco Massimiliano Conti, il Vicario del Prefetto di Caltanissetta Ferdinando Trombadore e una rappresentanza delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'esercito, impegnati nella gestione dell'emergenza. Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti, stringendo la mano a tante persone. «Presidente, non si dimentichi di noi», vi hanno gridato alcuni cittadini. E poi, rivolgendosi a un cittadino, l'architetto Roberto Palumbo, ha affermato: «Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi. So che è difficile in queste condizioni, lo capisco, qui c'era la vostra vita, per questo sono venuto qui, per far vedere che il sostegno si mantiene alto». Il Presidente nel corso del tragitto è stato anche fermato da una mamma che ha perso la sua bambina nel corso di un incidente stradale sulla strada provinciale 11. Buongiorno Presidente, io le voglio solo dire due cose. Lei qua la ringrazio tantissimo, però glielo chiedo col cuore in mano di fare al più presto affinché la AS+11, l'unica strada percorribile che abbiamo, venga messa in sicurezza. Io l'anno scorso, nel 2025, ho perso una bambina di 9 anni. Sono una mamma con un cuore addolorato, lei era Aurora e rimarrà Aurora per tutti noi. Aurora per tutti noi, l'ha detto il sindaco, e glielo chiedo col cuore in mano da mamma. La stimo come persona e la ringrazio di essere venuto. Ringrazio di al più presto, perché venerdì ce n'è stato un altro incidente, in un anno ce ne sono stati 9 e io percorrevo quella strada quella mattina con tutti i miei 3 bambini. No, è una delle priorità assolute, lo so. Ringrazio tanto. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie di essere qui. Buon lavoro, è stato Il fuoco cantale impegnativo. impegnativo. Continua ad essere impegnativo, buon lavoro. Mattarella si è poi diretto presso l'istituto scolastico Mario Gori per incontrare la comunità scolastica. Grazie per essere venuto, gli hanno gridato i cittadini salutandolo al suo passaggio. Buongiorno bambini. Presidente, sono vostri. Ciao bambini, auguri. Grazie, come si dice? Buongiorno. Ciao bambini, auguri. Vi hanno perso la loro scuola. Ma cosa ricordate della vostra scuola, San Giuseppe? Cosa vi manca della vostra scuola? La vostra aula? Corridoi, i giochi, la palestra. La palestra. Bravissimi. Per adesso Io ho interrotto la vostra mattinata. Buono studio. Auguri bambini. Il Presidente della Repubblica ha poi lasciato Niscemi tra gli applausi dei cittadini. So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi, per questo sono venuto qui, per far vedere che il sostegno si mantiene alto.